Buongiorno a tutti ragazzi, quindi aggiornamenti scosse di terremoto per oggi 11 febbraio. Stamattina ragazzi scossa di magnitudo 2,9 nella provincia di Campobasso, quindi la scossa è stata avvertita alle ore 9:50. Ha avuto epicentro a una profondità di 10 km, quindi diciamo si è sentita abbastanza bene, quindi diciamo che la terra trema in Molise, quindi stamattina terremoto di magnitudo 2,9 è stato registrato alle 9:50, quindi di stamattina nella provincia di Campobasso, quindi l'epicentro è stato localizzato a 3 km da Rotello, un comune di 1 migliaio di abitanti nella provincia di Campobasso. Ciao Re Polaris. Quindi diciamo che non si segnalano danni a persone o cose, quindi magnitudo 2,9 ore 9:50, quindi Rotello, Campobasso. Poi ragazzi sono andato sull'IGV giustamente, già che mi trovavo, e le scosse che ci sono, cioè quelle aggiornate, diciamo proprio pochi minuti fa, ci sta. Allora, da stamattina in poi in effetti ci sono, eccole qua, c'è stato uno a Norcia, quindi Perugia, poi uno a Crotone, uno di magnitudo 2,3 a Trasaghis, quindi qua è Udine, un altro poi di magnitudo 2 nel Mar Ionio, magnitudo 1,7 Castel Sant'Angelo, Macerata. Poi ancora Albi ragazzi, quindi Catanzaro, questo alle 8:46 di stamattina, magnitudo 2,1, quindi ancora trema la terra a Catanzaro. Poi c'è stata un'altra scossa a Milo, questa è una provincia di Catania. Poi c'è stata quella lì, ciao Marinella, a Rotello che è provincia di Campobasso alle 9:50. Poi c'è stata una alla costa ionica crotonese, quindi Crotone. Poi ancora Crotone. Quindi l'ultima scossa è delle 11:29. Sempre costa ionica crotonese. Quindi per questo per quanto riguarda il livello italiano. Quindi diciamo che la scossa più forte da stamattina è quella lì che è stata registrata a Campobasso, a Rotello, dove la gente l'ha sentita anche perché era 10 km profondo, quindi poco. Però non ci sono né danni né a persone né a cose. Quindi poi sono andato anche sull'SMC, quindi a livello mondiale. In effetti anche qui c'è stata una scossa poco fa in Grecia, 16 minuti fa, di 3,4. Poi c'è stata una in Cile di 3,1. Poi alle 11:07 alle isole, allora, a Tonga, magnitudo 5,4, quindi già abbastanza, però è stata molto profonda, quindi non si è provocato nessun tsunami o altre cose così perché questo è in mare. Poi alle isole Mariana, quindi 5,3, stavolta a 30 km di profondità. Poi c'è stata a Tonga un altro di 5,2, 69 km, e poi un'altra volta Porto Rico, Turchia, sempre la stessa storia comunque. Comunque queste sono, diciamo, quelle là a livello mondiale fino, diciamo, alle ore. L'ultima è stata la prima all'1:58 di stamattina, Porto Rico. Poi Porto Rico, poi Tonga e poi tutte le altre che vi ho detto già. Quindi a livello mondiale rimane sempre Porto Rico, Turchia, la Grecia, il Cile e queste due isole in effetti, quindi in mare aperto in effetti, quindi una di 5,4 e una di 5,3, quindi una è stata molto profonda, l'altra no, però non ci sono tsunami o altro, quindi lo stesso comunque non è avvenuto nulla di particolare, fortunatamente, quindi Porto Rico si conferma sempre questa scia sismica, Turchia uguale, e poi ci sono questi terremoti, diciamo, quasi normali, va. Anche se le magnitudo sono belle grosse grosse, 5,4, 5,3, 5,2, non è che sono scossette, però fortunatamente la profondità
uno 493 km, uno 30 e uno 69, quindi siamo stati fortunati, diciamo così. Quindi ragazzi, questo è quello per quanto riguarda i terremoti perlomeno fino alle 2, quindi questo è un aggiornamento fino alle 2 di 14 minuti fa. Quindi poi se speriamo di no, stasera ci stanno altre scosse, faccio un aggiornamento fino a stasera. Devo vedere, non lo so, devo vedere il fatto di Nebir, devo vedere, non ti dico una bugia. Dopo faccio un aggiornamento, dai, Giuseppe Virus, state calmi, impatto sarà tra 3 mesi. Ciao Diego, ciao. Quindi dopo vedo, non lo so, quindi non ho letto questa notizia, è la verità. Quindi però dopo controllo un po' la situazione e vedo come sta. Ti dico una bugia se ti dico so qualche cosa, quindi voglio vedere, non lo so. Questa è la prima volta che sento questa notizia. Voglio proprio girare un po' il web, diciamo così. Allora, Diego, non ti blocco, però comportati bene. Io non voglio bloccarti, Diego, però non bisticciare con la gente sul web, anche perché YouTube mi obbliga, capisci? Quindi io non è che ti voglio bloccare, però se ti metti a bisticciare con tutti, YouTube poi mi richiama e devo farlo. No, no, io allora io ti dico, comportati bene, non bisticciare con la gente, anche se a volte qualcuno ha un'opinione diversa, dico, cerca sempre di ragionare. Oh, France, quindi cerca sempre di ragionare perché giustamente poi YouTube blocca pure lui, quindi a parte io, anche YouTube blocca, non pensare che so solo io, quindi ci sono, a parte io ci sta anche YouTube poi dopo, quindi perciò ti dico, quando hai una discussione evitala su YouTube perché bloccano gli account, poi vedi, ogni volta ti bloccano, ti bloccano, ti bloccano. Poi va a finire che ti segnalano l'indirizzo IP e poi non puoi fare neanche più un account, quindi evita. Non lo so, ragazzi, devo vedere questo fatto del virus e Nibiru, non lo so, dico una bugia. Quindi, sì, sì, diciamo è un casino, ragazzi. Diciamo che sto controllando, ragazzi, però devo vedere meglio. Sta virus e Nibiru, quindi diciamo che è una notizia nuova per me. Sto cercando proprio. Una figura di Diego, io non sono uno che fa queste cose, lo dico in partenza. Sì, sì, ho visto, France. No, stavo spiegando a Diego il fatto che io l'ho bloccato. No, se si mette a bisticciare con le persone, giustamente YouTube mi obbliga a bloccare. Allora, Diego, allora i conti sono tutti una sola cosa, capisci? Quando io blocco e YouTube ti blocca su YouTube, automaticamente ti blocca anche sul mio cellulare, perché il mio cellulare è registrato con YouTube. Quindi automaticamente bloccandoti su YouTube vieni bloccato anche, capisci, sul mio cellulare. Quindi è tutto collegato, capisci? Quindi è una sola cosa, capisci? Questo è proprio, non è che io ti ho bloccato, no? Quando sei stato bloccato su YouTube, automaticamente vieni bloccato anche su WhatsApp e anche sul mio cellulare, perché io quando ho fatto il conto di questo YouTube ho messo questo numero di cellulare come, diciamo, come riferimento, questa è la cosa. Però non ti preoccupare, spero solo che non farai altri danni, quindi non bisticciare. Quando qualcuno non la pensa come te, cerca di ragionarci. Tutto bene, Franci, tutto bene. Il tempo è proprio una chiavica qua, grigia proprio, diciamo, proprio brutto brutto. È proprio il tempo scemo, come lo chiamo io, è proprio un tempaccio brutto proprio. Fa stare giù di morale proprio, in senso che è palloso, in senso proprio brutto. Cioè non piove, non ci sta il sole, proprio quel tempo proprio a tipo quando stai a nord Italia che ci sta la nebbia. Questo mi ricorda sto tempo oggi. E da stamattina che è proprio così, è proprio brutto proprio. Ti fa stare proprio scemo. Nulla, stavamo parlando della scossa di Campobasso a finale.
Stamattina alle 9:50 c'è stata una scossa di 2,9 a Campobasso. Sì, l'ho letto, Francesco. Allora, il ragazzo stava, beata a te, Diego, stava a Salerno, è arrivato tutto in un'ambulanza speciale proprio, era sigillato, ho visto il video, no? Quindi ha detto che stava a Wuhan, in Cina, dalla ragazza, quindi giustamente hanno fatto il protocollo, quello lì a livello mondiale, quindi è stato trasferito al Cotugno di Napoli, però ho provato a cercare notizie per sapere chi era, chi non era, sa, poi Salerno non è che è grande, quindi però nessuno sa questo ragazzo, quindi a livello di amicizia, se era qualcuno che stava, come devo dire, a livello di strada, in mezzo alla strada alla lungomare di Salerno, qua i ragazzi dei quartieri, diciamo, di quartieri di Salerno, ma nessuno lo sa, quindi un ragazzo forse della periferia di Salerno, capisci? Cioè a livello di Salerno non è. Cioè, perché qua ci stanno 7-8 quartieri, tutto il casino, quindi ci conosciamo tutti tra di noi. Però non è, secondo me, qualche zona, Salerno poi non è come Napoli, no? Tu dici, vabbè, abita a Napoli, sì. Poi semmai uno dice, ma non lo so, sinceramente, non la sento da parecchio. Ti dico una bugia, non lo so. È parecchio che neanche su WhatsApp la sento più, boh, non lo so, ti dico una bugia, è parecchio che non la sento, però non so dirti il perché, quindi ti dico una bugia. In effetti, secondo me questo ragazzo sarà pure di Salerno, ma secondo me non dicono di dove esattamente, diciamo, secondo me qualche provincia di Salerno, che ne so. Tipo, che ne so, Siano, Striano, sa, tutti questi paesi limitrofi a noi, quindi Cavate dei Treni, ci stanno tante province, bellissime, Battipaglia, quindi di Salerno non è, diciamo, città, quindi non è di qua. Quindi se di Salerno sarà nelle zone, diciamo, limitrofe, diciamo, qualche paese sicuramente. No, io oggi ragazzi, oggi ho fatto pollo con insalata, quindi oggi leggero, quindi pollo arrosto, no, pollo bollito con insalata verde, pomodoro e cetriolo, quindi con poco sale, poco olio. Sì, no, no, dieta no, oggi ho mangiato più leggero. Non è che mi sono messo a dieta, no, ho mangiato più leggero, niente di eccezionale. Ogni tanto mi viene tipo di fare un po' di dieta, però poi alla fine cado sempre in tentazione, quindi al finale resiste e poi pum, ci cado sempre al finale. Però oggi fino adesso non ho sgarrato, quindi mo mi faccio un caffè Kimbo dopo. Metto a fare la diretta per l'UFO qua, per beccare l'UFO, anche se il tempo qua oggi è proprio brutto proprio. Quindi dopo quando vedrete la diretta dell'UFO vi rendete conto come sta brutto oggi qua. Per stasera ho fatto l'impasto della pizza, ragazzi. Ciao Gaetano, quindi stasera è pizza, però margherita, normale. Quindi già stamattina ho fatto l'impasto della pizza per stasera. Metti un po' di cannella. Grazie, dobbiamo togliere la maniglia del frigorifero per fare la dieta noi. No, no, stasera un pezzettino di pizza, non una pizza intera, no, no, un pezzettino. Quindi diciamo un vicolo della neve, bravo. Un vicolo della neve che dà, si mangia la pasta e fagiolo, poi. Sì, sì, la faccio io in teglia, sì, sì, a finale, la faccio nella teglia. Ho fatto l'impasto stamattina, quindi l'ho messo a lievitare, l'ho messo bello già a calduccio, in un angolo bella, una bella coperta di flanella, bello che prende calore, quindi raddoppia di volume. Quindi fino a stasera ha voglia di lievitare, quindi già da stamattina presto sta lievitando, quindi stasera avrà bello, sarà minimo, sarà fatto il triplo. L'ho messo in un bel contenitore bello chiuso.
Sì, un babà di Pantaleone che dai, alla fine del mondo, Pure Francesco Friaele sta sì che è forte, la faccia Benerico, Francesco ti mantenuto oggi, stai a dieta, stai. Che dai, un vicolo della neve, pasta e fasullo, e a guerra proprio. Sì, sì, grazie, ma io verso le 5 di nuovo la rimpasto e la faccio di nuovo crescere, quindi verso le 5 la faccio di nuovo. Sì, sì, in effetti sì, sì, Pantaleone, in effetti Pantaleone va per nominato, le cim. Sì, 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 dai, in effetti là Pantaleone si ferma l'orologio, va per nominata qua a Salerno. Quindi diciamo le pasticcerie più forti sono Pantaleone, Mangino, Romolo, Arienzo, ci stanno quattro pasticcerie che vanno proprio per la grande. Diciamo che è come quando vai a Napoli e tu mangi la sfogliatella. Ciao, che dai, buon lavoro. Ah, no, Diego, in effetti no, il video che ho fatto io, in effetti non è che hanno creato un umano vero, in realtà hanno fatto una simulazione, una realtà virtuale. In effetti questa signora era morta la figlia, una bambina di 3 anni. Che cosa hanno fatto? Bravo, eh. Gli tengono una fama che dà. Hanno fatto questa simulazione a computer, hanno messo gli occhiali a questa signora e lei interagiva con la figlia, però era una realtà virtuale, capisci? Non è che era veramente la figlia. Quindi in effetti la signora ha indossato il casco e le mani, quelle là per la realtà virtuale. In effetti nella sua testa lei vedeva la figlia, la toccava, però è come un videogioco, capisci? Non è che è proprio un umano. Quindi non pensiamo che questa è una bambina vera. Grazie, al finale il lavoro è un guaio per tutti qua. Pure Francesco mo, diciamo, ha problemi col lavoro, tutti quanti problemi con il lavoro, quindi diciamo che stiamo tutti inguaiati qua. Penso quello ho detto, pure sti 2 mesi brutti, mo gennaio e febbraio sono brutti proprio perché non ci sta nulla proprio. Quindi diciamo che ci ha trovato una fatica, grazie a qua, come sta la situazione. Io spero subito che passano sti mesi, la verità, e spero di andare in Finlandia subito subito, perché qua più avanti si va, e qua a Salerno peggio è, come a Napoli, come ovunque comunque. E a già vincere. Grazie, lo so, ma qua è duro a finale, cioè qua a Salerno, Napoli, a sud non ci sta proprio niente come lavoro. Ciao, che da? Ti voglio dire un fatto, senti qua. Sì, a parte quello, una mia amica è andata a fare un colloquio di lavoro a un supermercato. Hanno detto, vieni alle 6 di mattina, te ne vai a mezzogiorno. Poi ritorni alle 5 e te ne vai alle 9. Tutti i giorni, quindi compresi i festivi e tutte... Senti qua, 400 euro al mese, grazie. Cioè tutti i giorni, 10 ore di lavoro, 400 euro al mese. Questa mia amica, siamo cresciuti, quindi più che un'amica, è una sorella si può dire, siamo cresciuti insieme. Era tutta felice che andava a fare questo colloquio di lavoro. Quando ha sentito il prezzo, poi te lascio immaginare. Francesco, ti giuro, io quello ho detto, volevo starci io là, ti giuro, Francesco. Io facevo correre il 113, Francesco. Me lo dovevano togliere di sotto, sinceramente. Ho detto io spero che non farò mai un colloquio di lavoro così. Se no devono mandare l'esercito per togliermelo. Cioè 10 ore di lavoro. No, grazie, come sono io mi conosco, grazie. Correvano carabinieri, tutto correvano, sicuro. Cioè tu mi fai fare... No, la cosa, grazie, la cosa principale che poi è che doveva firmare una busta paga di 1.500, capisci? E io dopo aver sentito tutto questo mi dice poi devi firmare una busta paga di 1.500, ma doveva arrivare l'esercito al supermercato.
Sì, Diego, ciao. Ma minimo, grazie, doveva arrivare l'esercito, noi carabinieri, perché erano pochi. Cioè, ci rendiamo conto, ragazzi, è vero che il lavoro, uno dice, ma il lavoro, il lavoro, il lavoro, ma 10 ore di lavoro in un supermercato, ma scherziamo, ragazzi, 400 euro al mese. Cioè, ma io a me se mi aveva detto, non mi è mai capitato, fortunatamente, quindi sono andato sempre, mi auguro fortunato. Cioè, è vero, vado in Finlandia, è vero, fuori dalla casa, però sono 80 euro al giorno, vitto e alloggio, quindi anche se sto fuori casa, anche se so che so pochi, però ci vado lo stesso, dico vabbè, non fa nulla, non ci sta nulla e vabbè, ma 30 giorni di lavoro, lavorando 10 ore al giorno, per 30 giorni, 400 euro. Dai, ma non scherziamo. Ho detto così, ho detto questi non cercano operai, questi cercano schiavi, che è diverso. È come a me, no? Io ho fatto l'aiuto cuoco, faccio il cuoco, faccio tutto, no? Io secondo te posso andare a fare il cuoco oppure l'aiuto cuoco per, faccio un esempio, 800-900 euro al mese? Ma non ci penso proprio. Cioè, io dico un aiuto cuoco minimo. Allora, ragazzi, io ho fatto il conto, no? Io non è che io cerco la luna o cerco chissà che. Però, secondo me, un operaio normale deve prendere più o meno 9 euro lordi l'ora. Moltiplicato per 8 sono 72 euro. Togli le tasse giustamente perché questi sono lordi, quindi non sono netti. Diciamo che esce 50 euro, no? Fatto per quindi 30 giorni sono 1500. Togliamo il giorno festivo che stai di festa, diciamo che uno stipendio medio deve essere 1400. Un operaio normale, qua parliamo. Vabbè, Franci, tu sei cuoco a finale. Sì, grazie. Guarda, io ho degli amici a New York, no? Volevano che io andavo 2 o 3 anni fa a New York a Little Italy e ti posso assicurare che lì parlavano pure là di 5.000 euro al mese, più o meno facendo il cambio dei dollari in euro. Ma questo era 2 o 3 anni fa, non ci sono voluto andare perché la verità, grazie, io voglio stare a Salerno, quindi vado pure fuori, però poi voglio tornare a casa al finale, quindi diciamo cerco sempre di trovare un lavoro qua, diciamo normale più o meno. Io non è che voglio chissà che, ma io già con 1.400, 1.500 io ci vado. Mi mettono a posto con i contributi e buonanotte. Sì, sì, lo so, Francesco, ma questi qua non parla, è ridicolo, supermercati e tutte queste cose qua sono proprio schiavi queste persone, 10 ore di lavoro al giorno, 400 euro, a livello proprio di schiavi proprio, io, è una cosa pazzesca, guardi, io quando me l'ha detto a momenti non la credevo, però so che ha bisogno e quindi sapevo che poi lei ha detto ma figuratevi, firmare una busta paga di 1.500 e poi da farti dare 400 euro. Però la gente purtroppo si compra, come dico io qua, la fame della gente, in effetti. Poi non trova mai la testa calda che li fa correre. Perché sinceramente se io andavo a fare un colloquio così, sicuramente finivo sul giornale io. No, no, Francesco, io tanto lo mollavo per quando arrivavano i carabinieri, la verità. Dovevano arrivare i carabinieri per staccarmelo dalle mani, sinceramente. Se quello mi diceva 400 euro al mese e mi devi firmare una busta paga di 1.500, me lo dovevano scollare dalle mani. Sì, sì, guarda, i supermercati sono le cose più assurde proprio del mondo. C'è 400-500 euro le cassiere e firmano buste paga di 1.300, 1.400, 1.500.
Ma scherziamo veramente? Ma sai che cos'è la cosa, Grazia? Che pure io quando stavo a Torino, pure io ho bisticciato con dei rumeni, no? Questi qua avevano, il capo a noi paga 80 euro al giorno, no? Il capo voleva fare 30 giorni in Germania e disse 60 euro, ragazzi, vi do. Ho detto io, ma come 60 euro? E lui disse no, ma qua, là, e un rumeno mi disse no, ma io ci vado perché io ho bisogno. Ma io dissi, ma stammi a sentire, no? Ma ti credi che io sto qua per divertimento? No, no, io non sopporto la gente che dice io ho bisogno. Io ho detto, ma ti pensi che io vado a lavorare per hobby? Oppure per perdere tempo? Qua tutti quanti vanno a lavorare per bisogno, non è che tu vai per bisogno e io vado perché mi piace lavorare. Cioè, domande proprio strane, cioè uno mi dice no, ma io ho bisogno. Ma perché ragazzi, chi è che va a lavorare per sfizio? Io non credo che esiste qualcuno che lo fa per hobby. Allora ecco che tutti quanti approfittano poi. Ci sta chi... Questa mia amica non è andata, ma ci sta chi andrà a 400 euro. Lo so, grazie, però io faccio un altro discorso, grazie. Se nessuno andrebbe veramente, ma nessuno nel vero senso della parola, e non con la famosa parola io ho bisogno, perché qua abbiamo bisogno tutti, mo chi più, chi meno, tutti hanno bisogno. A meno che non tieni i soldi, allora è un altro discorso. Se nessuno andrebbe, devi vedere come i padroni. Buono, Francesco, mi auguro che vada bene. Quindi il discorso è questo, se nessuno andrebbe, grazie, a vedere, devi vedere come fanno subito. No, grazie, nessuno dovrebbe andare a lavorare. Lo Stato sta facendo il reddito di cittadinanza, sta facendo tutte queste cose, devono controllare tutti questi mangioni. Il contratto di lavoro deve essere regolare, deve essere la busta paga di un operaio, deve essere 3.300-1.400 al mese e non gli hai dato nulla di tuo. Questo dovrebbe fare lo Stato, no? Il reddito di cittadinanza, la pensione di cittadinanza, dovrebbero controllare tutti quanti, questi che vanno a lavorare, devono vedere quando in realtà percepiscono e tutti quanti devono rifiutare quando quello ti dice mi devi firmare una busta paga di 1.500. No, io ti firmo la busta paga per 400, mi dai 400, io firmo per 400. Però se tutti quanti vanno lì, grazie, firmano per part-time, firmano così, firmano così, non si può fermare. Quindi uno dice ha bisogno, l'altro dice ha bisogno, l'altro ha bisogno e qui stiamo sempre a girarci intorno. Quindi finché ci sarà la gente che dirà c'ho bisogno, c'ho bisogno, c'ho bisogno, il problema del lavoro non ci sarà mai, non verrà mai risolto. Cioè questi si arricchiscono e voi fate la fame. Anzi, noi facciamo la fame, perché mi metto pure io in mezzo. Ad esempio, io a Torino vado, ma i sindacati, grazie, sono già sono venduti e buoni, quelli là non servono a nulla, quelli già fanno il mangia-mangia, come diciamo qua a Salerno, ma penso che lo dicono pure a Caserta, no? Quindi il mangia-mangia lo fanno già tra di loro, quindi i sindacati non servono a nulla al finale. Quindi secondo me il problema è che tutti quanti, ma io sinceramente, guarda, sì, sì, ma la cosa bella è che loro si arricchiscono, no? E tu, allora, 10 ore di lavoro al giorno, non stai con i tuoi figli, non stai con tua moglie, tuo marito, stai sempre lontano da casa. Poi, ma dimmi che vita è, Grazia? Che vita sarebbe, Grazia? Cioè, gli orari di lavoro, io sono stato in Finlandia, in Germania, sono 6 ore e 40 minuti. Questa è la giornata di lavoro. Massimo 7 ore di lavoro al giorno. Allora, tu vai alle 8 di mattina, 8 e 7, 15, alle 3 hai terminato. Alle 3 vai a casa, cucini, stai con i bambini, puoi fare tutto quello che vuoi. Ma se invece tu vai alle 8 di mattina e ti ritiri alle 9 di sera, dimmi la tua vita che senso tiene? Nulla.
secondo me è una vita vuota. Vai a casa, il tempo di mangiare e parti un'altra volta da capo. Quindi diciamo che è così. Purtroppo, finché, come ti ho detto io, stanno quelli che dicono. Pure a me mio padre lavora nel comune di Salerno, grazie. Quindi papà, ti dico, va alle 4 di mattina, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alle 11 sta a casa papà, massimo. Se non fa lo straordinario, eh. Quindi diciamo più o meno sono le 7 ore, più o meno. Papà lavora per la nettezza urbana di Salerno, quindi porta il camion del comune di Salerno della nettezza urbana, non è una cooperativa, è proprio quella del comune. E ti dico, mette mano alle 4 e finisce alle 11. Poi se capita che va a fare il mercato, quello è straordinario. Dopo i mercati che fanno a Salerno va a pulire la strada, diciamo, ma quello lo fa una volta a settimana. No, pure tu a casetta. E papà, papà porta il camion proprio e prende i cestini alla lungomare, papà. Sai, tutti i cestini che stanno sulla lungomare di Salerno. E papà prende tutti i cestini e li butta nel camion, quindi lì fa indifferenziata. No, no, papà porta il camion piccolino, quello che cammina sulla lungomare, mette i cestini, toglie le buste vecchie e mette le nuove, sì. E poi quando capita va a scopare per terra a fare lo spazzino, ma quello lo fa solo nei mercati, diciamo, quindi una volta alla settimana in un mese, diciamo, quello è lo straordinario in effetti. Sono 7 ore, papà, però alle 10, papà 11, papà ha terminato, sta a casa, cioè può stare con i figli, con mia mamma, c'ha il tempo libero, invece se vai in un supermercato, vai alle 8 di mattina, sì sì, papà guadagna bene fortunatamente, quindi diciamo che viene pagato bene papà, su questo sì, questi del comune, non delle cooperative, guadagnano bene. Quindi diciamo che papà ha 65 anni, quindi altri 2 anni e va in pensione a finale, quindi ha quasi terminato. Vabbè ragazzi, vi auguro buona continuazione, quindi dopo attacco con l'UFO. Ci sentiamo più tardi. Ciao Francesco, mi auguro che riesca a entrare lì, nel questo qua di Mergellina. Anche perché senza lavoro, ragazzi, non si può stare. Quindi mi auguro che tutti quanti possano andare al lavoro. Ciao, grazie, ciao a tutti ragazzi e ci sentiamo più tardi. Ciao a tutti.